Grazie Laura, buongiorno al nostro allenatore. Buongiorno. Alla vigilia di Milan-Atalanta, mister. Mister, le volevo chiedere questo. Negli ultimi anni, spesso, anche forse nei primi mesi della sua gestione, il primo problema della nostra squadra era scoprire se stessa, capire in che momento si trovava, verificare sul campo se aveva fatto dei progressi o aveva superato delle incertezze. Oggi invece la squadra dà la sensazione di essere perfettamente centrata, di conoscersi perfettamente, di sapere benissimo il rendimento che potrà offrire, quindi è totalmente concentrata sull'avversario, può pensare solo ed esclusivamente all'avversario. Questa è una dote importante, soprattutto contro una squadra come l'Atalanta. Sicuramente sì, essere consapevoli delle proprie qualità, del proprio modo di stare in campo e quindi affrontare ogni singola partita con delle convinzioni è sicuramente molto importante. Poi è chiaro che al di là delle nostre certezze, al di là delle nostre qualità, sempre mettiamo grande rispetto nei nostri avversari. Quelli di domani vanno rispettati molto perché è una squadra forte, non bisogna che fare i complimenti all'Atalanta, Atalanta come club, Atalanta come allenatore, come giocatori, perché stanno facendo un percorso incredibile, sono 2 anni che vanno in Champions League, hanno sfiorato la semifinale, quindi sicuramente stanno facendo un grandissimo lavoro e noi però domani dobbiamo provare a fare una partita di qualità, di intensità e provare a vincere. Mister, il recupero di un giocatore di Theo Hernandez, al di là della soddisfazione per il suo recupero, è il recupero di un giocatore particolarmente adatto per passo, per velocità, per capacità di ribaltare il fronte, per affrontare uno scacchiere come quello talantino? Chiaro che sono molto soddisfatto di poter avere a disposizione Theo, che ha perso solamente una settimana di allenamenti, ma che comunque aveva forse anche bisogno di riposo, anche se Dalot lo ha sostituito egregiamente a Cagliari. È chiaro che Theo in quella posizione lì ci garantisse tante soluzioni sia in fase difensiva e soprattutto anche in fase offensiva, che quindi possono essere caratteristiche e qualità importanti per la partita di domani. Andiamo da Sky Sport, Peppe Di Stefano. Buongiorno mister. Buongiorno. La cosa che le chiedo, la prima, non vogliamo fare tanti complimenti all'Atalanta, ma se li merita. Le chiedo se la flessione mini flessione delle ultime 2 partite l'ha sorpresa, cioè in termini di gol ne hanno messa solo 180 minuti, o loro sono un modello non da seguire per il Milan, ma solo un modello per il calcio mondiale, per quello che hanno fatto negli ultimi 2 anni, a prescindere dagli ultimi 2 risultati. Ecco, se ci fa un po' uno specchietto di quello che pensa dell'Atalanta dell'ultimo periodo. Penso che stanno facendo un lavoro incredibile, ripeto, e quando si raggiungono certi livelli vuol dire che tutte le componenti hanno dato il proprio contributo, ed è un contributo molto importante, quindi ripeto, dal club all'allenatore, ai giocatori, all'ambiente. Sicuramente hanno trovato l'equilibrio giusto e la qualità giusta. Poi che nelle ultime 2 partite non sono riusciti a vincere significa solamente non che loro hanno avuto un calo, ma che il nostro campionato è molto competitivo e che quindi devi presentarti sempre al 100% per cercare di vincere le partite, perché gli avversari ti studiano, si preparano, gli avversari hanno qualità, gli avversari hanno ambizioni e motivazioni come le tue, e quindi devi essere preparata. Però l'Atalanta sicuramente domani metterà in campo le proprie qualità, noi dobbiamo fare altrettanto e sapremo che sarà una partita da giocare con molta lucidità, con molta intensità. Si affrontano le 2 squadre che credo che siano prima in classifica per numero e di contrasti e per quelle che vincono più contrasti, quindi sarà anche una partita fisica, sarà anche una partita di duelli, di seconde palle, quindi dobbiamo essere preparati. A proposito di fisicità, le faccio la seconda domanda: come è andata la settimana di Mandzukic anche all'interno del gruppo, come lo ha visto, e soprattutto fisicamente come sta? Perché lui ha detto mi serve un po' di tempo per tornare in condizione, ma cosa vuol dire tornare in condizione? Perché da quello che sappiamo anche agli allenamenti è già in una buona condizione, e poi unita a questa i ragazzi che sono rientrati dopo 16 giorni di Covid come stanno? Cioè, come recepisce il campo un ragazzo che è stato 16 giorni fermo come Krunic o come Rebic? Come li ha trovati, in che condizioni li ha trovati in queste ore? Mario sicuramente si è inserito subito bene. Comunque arriva un giocatore che ha già lavorato in Italia con la mentalità moderna, europea, e quindi si è inserito molto bene in un gruppo che
sta bene, che è coeso, quindi da questo punto di vista zero problemi, anzi molta positività, molta determinazione nel suo arrivo, e fisicamente devo dire che l'ho trovato molto bene, poi è chiaro che non gioca da parecchio tempo, quindi probabilmente il ritmo partita è una cosa diversa, ma si è presentato bene, si è presentato tirato, voglioso, determinato, quindi c'erano due strade da affrontare, quello di tenerlo fuori 3-4 settimane per migliorare la condizione, o quello di metterlo subito dentro e accelerare e trovare un po' più di ritmo, trovare un po' più di anche di movimenti, di posizioni con la squadra, e noi scegliamo sicuramente questa perché lui sta bene ed è pronto per essere anche convocato per la partita di domani. Per quanto riguarda Rebic e Krunic, ho visto tanta felicità, perché è chiaro che sono ragazzi che sono abituati a correre con un pallone tutti i giorni, e quando questo gli viene impossibile per 15 giorni non vedo l'ora di tornare, quindi con molto entusiasmo. Poi è chiaro che 2 settimane sono 2 settimane, ma si sono allenati un po' ieri, si sono allenati oggi con la squadra, e credo che presto potranno tornare in condizione per poter giocare. Adesso andiamo da Claudio Landoni, Mediaset. Buongiorno mister, Buongiorno. Le volevo chiedere, mi sembra che avete operato molto bene sul mercato prendendo più giocatori che servivano, rafforzando ogni reparto. Allora volevo chiederle se ritiene che questo mercato fatto dal Milan sia un mercato da scudetto, vedendo cosa hanno fatto le avversarie, e se si sente magari un filo più obbligato a cambiare l'obiettivo, cioè pensare più allo scudetto che ad arrivare nei 4 per la Champions. Innanzitutto la cosa che mi sento di dire è di ringraziare la proprietà e l'area tecnica, che si sono fatti trovare preparati, pronti per migliorare e cercare di rendere ancora più competitivo questo gruppo, e che quindi hanno dimostrato di credere molto a questo progetto. Questo credo che sia la cosa più importante. Poi il nostro obiettivo non cambia, nel senso che il nostro obiettivo è quello di provare a vincere tutte le partite, quello di provare ad essere ambiziosi, e quello sicuramente di provare ad arrivare nelle prime 4 del campionato. Ed è una corsa a 7 squadre molto forti, quindi pensiamo solamente alla prossima partita, e pensiamo che la prossima partita sia quella più importante e anche quella più difficile, e da affrontare nel miglior modo possibile. Adesso Francesco Rocchi, Rai. Buongiorno mister. Buongiorno. Buongiorno, stiamo un po' tutti pensando insomma di quanto potrebbero fare paura Ibra e Mandžukić insieme. Ecco, sta lavorando in questo senso. In prospettiva le piace l'idea di avere Ibra e Mandžukić insieme in campo? Credo che sia e che sarà soprattutto una possibilità. Poi ripeto, è chiaro che Mario è appena arrivato e che avrà bisogno di trovare più ritmo, più condizione, ma è una possibilità. Credo che sia anche arrivato nella mia ottica, nella mia visione, quella anche dell'area tecnica, è arrivato anche per giocare insieme a Zlatan, però saranno poi le partite, saranno le situazioni a determinare queste scelte. Siamo aperti e sono aperto a qualsiasi soluzione per trovare sempre delle alternative valide, e per cercare anche di cambiare punti di riferimento agli avversari, e quindi questo lo proveremo, questo vedremo quando metterlo in pratica. Carlo Passerini, Corriere della Sera. Ciao Stefano, ciao Laura. Ti volevo chiedere questo, ho sentito che Gasperini nei giorni scorsi ha fatto una battuta e ha detto il Milan prende tanti rigori, ci vuole una dote, no? Bisogna essere bravi anche in quello. Volevo chiederti se vuoi commentare questa battuta, se la trovi un po' forse ingenerosa, magari anche soltanto, forse Gasperini poteva anche notare che magari il Milan avrà preso tanti rigori, ma anche la squadra, correggimi se sbaglio, che ha preso anche più pali in Serie A. Dimmi un po', grazie. La realtà è che giochiamo un calcio offensivo, la realtà è che siamo spesso dentro l'area avversaria, e che perché abbiamo preso tanti rigori, perché seriamo spesso dentro tante volte con giocatori di qualità, con giocatori forti, e per quello che abbiamo preso anche tanti pali. Poi dopo non voglio entrare dentro certe situazioni che non mi riguardano, anche perché ho tanto rispetto per la nostra classe arbitrale, quindi stanno facendo il loro dovere, stanno facendo il meglio possibile. Noi dobbiamo solo pensare a mettere alla nostra prestazione, a quello che possiamo condizionare sono le nostre prestazioni e i nostri risultati. Franco Ordine. Ecco Franco. Eccomi. Sì, Stefano, io invece voglio tornare su questo argomento, perché qui
tu forse hai una visione molto romantica, ma qui il gioco si sta facendo non duro ma durissimo, perché al di là delle cose sui rigori di Gasperini ha anche aggiunto, a proposito dei giorni di riposo, dimenticando probabilmente che lui, grazie al mancato, che noi siamo la squadra del campionato che è scesa più volte in campo quest'anno, perché abbiamo fatto anche un preliminare d'Europa League, quindi per noi è un piacere giocare, speriamo di continuare a giocare ogni 3 giorni, abbiamo anche tanti giocatori per quello, sarebbe un grande vantaggio anche per me continuare a giocare ogni 3 giorni e quindi siamo solamente concentrati su questo e non su altre cose. SPN, grazie. Buongiorno mister, piacere Andrea Cesare. Volevo chiederle se ha un occhio sulla partita di martedì o è totalmente la scelta la rosa sarà totalmente pensando nell'Atalanta sabato. Assolutamente sulla partita di domani, poi appena finita alle 9 di domani sera ci concentreremo sulla prossima gara di martedì, altrettanto importante perché è un'altra competizione, però è una partita secca che ci teniamo, però adesso assolutamente la nostra mentalità è questa e non possiamo e non vogliamo assolutamente cambiarla visto i risultati che stiamo ottenendo. La partita è quella di domani, saranno 95 minuti tirati, difficili, ma abbiamo le qualità per fare un'ottima gara. Andiamo da Giulio Mola, Il Giorno, e si prepara anche Pietro Mazzara. Allora, ok, andiamo da Pietro, che poi Giulio si collega dopo. Eccomi, buongiorno mister. Buongiorno. In tanti abbiamo rievocato quel famoso 5-0 dello scorso anno nel quale poi tutti quanti videro la nascita del tuo Milan attuale. Senti, al netto della gara della scorsa estate, che quella di domani possa essere la partita per chiudere quel cerchio, perché quel 5-0 lì, saltelli di Gasperini e quant'altro hanno lasciato una ferita profonda nell'ambiente? Credo che la partita con la quale abbiamo chiuso quella brutta sconfitta sia stata Cagliari-Milan dell'anno scorso, quando poi abbiamo vinto 2-0. Da lì è partito il nostro percorso, la nostra voglia di stare insieme, la nostra voglia di crescere, la voglia di essere ambiziosi, e quella di domani è un'altra partita importante, un'altra tappa però intermedia per quello che riguarda il nostro obiettivo finale, che è quello di cercare di arrivare nelle prime 4 partite, solamente questo. Ok, andiamo da Giulio Mola adesso. Ecco, scusatemi, era un problema di microfono. No, volevo chiedere a mister, guardando la classifica dall'alto verso il basso, tolto il discorso arbitrale, lui ha elegantemente dribblato, ma teme più l'Inter, la Juventus oppure lo stesso Milan? Noi guardiamo a noi stessi, dobbiamo assolutamente, ripeto, continuare a consolidare quello che stiamo facendo e credo assolutamente anche a pensare a migliorare quello che stiamo facendo, perché dentro le nostre buonissime prestazioni ci sono sempre delle situazioni dove dobbiamo andare alla ricerca di curare ancora meglio i particolari, di avere una gestione tecnica ancora più precisa e pulita. Abbiamo giocato un'ultima partita, quella di Cagliari, dal punto di vista tecnico una delle migliori, e su questo dobbiamo assolutamente insistere, perché è chiaro che se riusciamo a mettere in campo prestazioni fatte di intensità a livello mentale e a livello fisico e fatte di qualità tecnica, avremo molto più possibilità di vincere, quindi non pensiamo ai nostri avversari. Ho appena detto e lo ripeto e non vi stancherete di sentirvelo dire, io non mi stancherò di dirlo, che ci sono 7 squadre che possono lottare per i primi 4 posti in classifica, e quindi credo che sarà una lotta fino alla fine, che tante squadre potranno vincere lo scudetto e allo stesso tempo anche rischiare di uscire dalle prime 4 posizioni in classifica, quindi continuiamo a lavorare, continuiamo a crescere, continuiamo a migliorare, continuiamo a mettere in campo prestazioni fatte di qualità e di intensità.
non mi potevo aspettare risposta migliore e disponibilità migliore. Gioco dove serve la squadra, gioco dove ci sono più possibilità di aiutare la squadra per cercare di vincere le partite, quindi questi sono tutti sviluppi che però andremo ad affrontare di partita in partita, quando soprattutto crescerà la sua condizione, quando soprattutto vedrò che tipo di giocatori e che tipo di caratteristiche avrò a disposizione. Non dimentichiamoci che in tutte queste credo 18-19 partite di campionato abbiamo avuto solamente per 2 o 3 convocazioni la possibilità di convocare insieme Zlatan, Rebic e Leao, e quindi io sono molto contento dell'arrivo di Mario, che ci dà altre possibilità di cambiare posizioni, di avere un altro giocatore forte, di personalità, di carattere, di fisicità, e quindi solamente cose positive per quanto riguarda il suo arrivo. Tomori è un ragazzo che ha aggressività, che ha velocità, che sa leggere bene le situazioni, perché è chiaro che l'ho visto chiaramente solamente al video, ma l'impressione mia e quelle dell'area tecnica sono positive. Adesso poi bisognerà conoscerlo meglio sul campo, conoscerci meglio, e chiaramente anche lui andrà dato il tempo necessario per inserirsi dentro i nostri meccanismi. Carlo Pellegatti. Buongiorno Stefano. Buongiorno. 2 domande sui singoli. Parliamo di Calabria. Lei è un allenatore prezioso per le proprietà e per le società, perché sa valorizzare i puro sangue che allena. Ecco, io vedo giocare tutte le partite, mi piace un po' esagerare, e tutte le partite Alexander-Arnold, definito uno dei più forti terzini destri del mondo. Nelle attuali condizioni in cui Alexander-Arnold, Calabria non lo cambierei mai. Cosa è riuscito? Perché Calabria è sempre stato un buon giocatore, ma non ha mai avuto questa continuità nei livelli alti. Che cosa ha fatto? Quali sono i meriti del giocatore, immagino, ma i suoi? E la seconda su Diaz. A me personalmente, è una mia opinione, è un giocatore eccellente, ma nella posizione dietro le punte dove di solito opera Çalhanoğlu, vedo che le caratteristiche fanno un po' fatica a emergere. Ecco i 2 giocatori, i 2 singoli su cui vorrei parlare: Alexander-Arnold, Calabria, e Diaz lo chiami come vuoi. Credo che nella crescita di Davide tanti meriti siano suoi, nel senso che soprattutto nelle mie scelte dell'anno scorso, dove in qualche situazione è stato anche penalizzato, non ha mai smesso di credere nelle sue qualità, non ha mai smesso di lavorare al massimo, con disponibilità, con intensità, e quest'anno si è meritato di più la mia fiducia per le prestazioni che sta facendo dentro tutte le partite e dentro tutti gli allenamenti. Credo che abbia anche una serenità interiore diversa che gli permette di mettere in pratica, di mettere sul campo tutte le sue qualità. È un giocatore molto intelligente, Davide, molto. In entrambe le fasi di gioco difficilmente sbaglia scelte, difficilmente sbaglia posizione. Anche il fatto di aver potuto giocare nel settore giovanile, anche in qualche occasione con noi a centrocampo, sicuramente una visione di gioco importante, ci dà tante soluzioni nella costruzione del gioco, quindi sicuramente non si può che essere soddisfatti. Ha un dribbling velenoso per poi puntare la linea difensiva, che poi possa partire anche un po' più dall'esterno e venire dentro, sì, però credo che la posizione migliore sia quella di giocare tra le linee. Andiamo da area Fabio Conte. Ciao Stefano, buona giornata. Ciao, grazie. Volevo chiederti, l'arrivo dei nuovi, soprattutto Mandzukic, naturalmente Tomori, può cambiare un po' le gerarchie, o chi soprattutto si è sacrificato fino adesso, è entrato, ha fatto bene, penso ai giovani o anche ai Rebic, hanno una possibilità di scelta principale come tua scelta per la formazione? Le gerarchie nel calcio sono sempre fluide, perché dipendono dalle prestazioni dei singoli giocatori, dipendono dalle prestazioni della squadra, dipendono dalla condizione dei singoli giocatori. È impossibile per chiunque di noi mantenere un livello altissimo per tutta la stagione, quindi ci sono sempre dei cali o ci sono sempre dei picchi.
la bravura nostra, mia dello staff, sarà quella di scegliere quelli e di sfruttare i picchi di condizione, quindi dipende molto però dalle loro prestazioni, quindi è chiaro che adesso sono arrivati giocatori importanti, bene che siano arrivati perché ci rendono ancora più competitivi, ci rendono ancora più completi come organico, è quello che volevamo, ripeto, la proprietà ha dimostrato di credere in questo progetto facendo anche questi sforzi e quindi poi dopo le gerarchie dipenderanno da tante cose, ma noi sappiamo, la squadra sa che alzare il livello degli allenamenti in termini di qualità, di intensità, di attenzione poi ci serviranno per essere ancora più pronti, preparati e ambiziosi per ogni singola partita. Andiamo da Milan Press, Amedeo Neri. Buongiorno mister, Buongiorno. Io le volevo fare una domanda più tattica e riguarda Leao, se può essere un fattore in questa partita, se ritornerà a giocare esterno sinistro come giocava quando giocava con Ibrahimovic, se su 1 contro 1 può essere un fattore in questa partita, visto che l'Atalanta gioca molto così, e se può essere anche un fattore il fatto che abbia imparato a riempire l'area ultimamente con l'assenza di Ibrahimovic. Infatti 4 dei suoi 5 gol sono nati in area di rigore. Grazie. Sì, Leao può essere in qualsiasi partita un fattore per le qualità che ha. E adesso Leao sta giocando più da attaccante e non è così importante la posizione di partenza, che sia più centrale, un po' più aperto a sinistra, ma mentalmente sta pensando di più al gol, sta pensando, come giustamente hai detto, ad essere più dentro l'area, ad essere più deciso nella finalizzazione, e quindi è chiaro che può essere un fattore anche nella partita di domani, perché ha le qualità per strappare, ha le qualità per saltare l'uomo, ha le qualità per essere determinante, anche se la sua crescita soprattutto secondo me è nella direzione di stare più dentro la partita per tutti i 90 minuti con grande volontà, con grande anche spirito di sacrificio, aiutare anche la fase difensiva, perché anche domani ci sarà da rincorrere gli avversari, da vincere i duelli, da giocare anche un po' sporco nel senso delle seconde palle, di qualche spallata, perché ci aspetta una squadra fisica e noi dobbiamo essere preparati anche a vincere e a soffrire questi duelli. Abbiamo tempo solo per Massimo Canta, velocemente, grazie. Ciao mister. Ciao. Abbiamo parlato della brutta partita dell'anno scorso, sono passati esattamente 13 mesi oggi da quell'Atalanta-Milan, hai 43 punti contro i 22 che avevi allo stesso punto lo scorso anno. Che cosa è cambiato in un anno? Dovessi trovare una parola, un concetto che esprimesse tutto quello che è cambiato? Grazie. La convinzione, adesso sicuramente siamo più convinti delle nostre qualità, più convinti dei nostri mezzi, più convinti che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta, e quindi chiaro che questo è dovuto ai risultati, è dovuto alle prestazioni, è dovuto a un modo di lavorare insieme che prima non avevamo, che fino a quella famosa partita avevamo alternato partite buone, partite meno buone, ma non abbiamo mai avuto quella continuità, quella costanza che ti permettono poi di crescere, e quindi la continuità e la convinzione ci hanno dato sicuramente un valore aggiunto. Grazie a tutti e buon lavoro.